posto sarà senz'altro programmato un sopralluogo con l'ausilio del consulente o dei consulenti tecnici che verranno nominati, questo come primo attività, e poi il consulente procederà ad esaminare i reperti nella speranza di riuscire a rimuovere in tempi tutto sommato contenuti la famosa carcassa della funivia. Dottoressa, cosa si vede nel video? Si vedono gli ultimi metri di percorso della funivia prima che arrivi alla stazione di sbarco, da cui abbiamo potuto verificare quello che già ci era stato riferito, cioè che effettivamente la cabina era sostanzialmente arrivata al punto di sbarco, mancava veramente pochissimo. È la stessa distanza che c'è della cabina giù dalla stazione di giù? E immagino di sì, adesso io non ho l'esatta distanza di quella giù, ma immagino di sì perché le due cabine viaggiano naturalmente simmetricamente. E si vede questo cavo che si spezza, questa fune? Non nitidamente, almeno da quello che ho potuto visionare io. Si vede la cabina che improvvisamente sussulta e torna indietro. Poi la visuale è limitata solo a quella zona di arrivo, per cui poi a un certo punto la visuale si perde quando si allontana verso il pilone dove poi è Scusi, questa ipotesi della forchetta e di questo presunto errore umano, quindi dimenticanza? Fa parte naturalmente degli accertamenti che devono essere fatti. Questo naturalmente non è riscontrabile a occhio nudo da un video, che poi sono video anche non di qualità eccelsa. Comunque i due punti cardine dell'inchiesta sono il cavo e il sistema frenante di sicurezza. Lì siamo, come ho detto ripetutamente, di più non posso dirvi, ma perché non sono in grado di dirvelo naturalmente.